I giovani in Europa rappresentano la grande risorsa ed anche la grande criticità. La grande risorsa perché sono il futuro, senza il futuro non ha senso il presente, non ha senso tutto il percorso che ha fatto l'Europa dal 1957 ad oggi. Rappresentano la criticità perché purtroppo l'Europa ha delle risorse e delle competenze che sono ancora inadeguate e insufficienti per risolvere tanti problemi di livello sociale e di livello economico. Noi abbiamo delle grandi aspettative verso l'Europa, però gli Stati membri non danno all'Europa né le risorse né le competenze che siano in grado di risolvere queste aspettative. Non sono competenze esclusive quelle dell'Europa per quanto riguarda i giovani e non sono neanche competenze concorrenti, sono semplicemente ambiti in cui l'Europa può fare un'azione di implementazione rispetto a quella degli Stati membri. Quindi qui noi dobbiamo denunciare una carenza di possibilità di governabilità, di governance dell'Europa per la soluzione di questi problemi, purtroppo. Ecco, allora a fronte delle grandi aspettative c'è bisogno di demandare, di devolvere all'Europa risorse e competenze per risolvere i problemi, risorse e competenze che purtroppo sono ancora molto scarse. Primo. Secondo, le poche competenze e le poche risorse che l'Europa mette a disposizione sono anche poco conosciute e quindi poco sfruttate. Questi sono i due aspetti che andrebbero risolti, a mio avviso, per il problema del rapporto tra i giovani e l'Europa. Esiste una grande criticità nei confronti del mondo dei giovani, è il problema della mancanza di autostima, che è generato dalla mancanza di prospettive. Noi dobbiamo combattere in questo senso e la battaglia non è certamente facile. Non bastano le risorse, ma ci vuole un coinvolgimento, diciamo, globale della società, a livello di educazione, a livello di impresa, a livello di politica.